In questa forma ascensionale, e io lì ho percepito, visto, poi magari l'artista mi dirà no, non è così, però una sorta di legame tra cielo e terra, tra materia e spirito, dove appunto c'è questa continua ricerca non solo di se stessi ma anche di qualcosa di più alto, e quindi c'è un cercare. Se voi vedete le figure sono inserite in modo, secondo me, sembrano apparentemente caotiche, ma in realtà secondo me c'è invece una regola, una sorta di predisposizione dello spazio compositivo dove lui inserisce queste figure. Queste figure insieme allo spazio arrivano a creare una sorta di libertà, di caos da una parte, e invece una sorta quasi di imperfetta geometria dall'altro lato. Perché imperfetta geometria? Perché arriva a una sintesi, chiamiamola così, tra la linea e il colore. Questo sintetismo che tanti artisti hanno cercato nella storia dell'arte degli ultimi 200 anni, pensate a Paul Gauguin, pensate a Pablo Picasso, a Matisse, e secondo me il nostro artista cerca di fare la stessa cosa. Perché? Perché il colore e la linea in realtà sono, a mio avviso, proprio questa contrapposizione tra il caos e l'ordine, quindi cercare di trovare una sorta di punto di compromesso, alla quale in realtà non si arriva probabilmente, però almeno c'è un tentativo di bronzo, marmo, pietra, legno, creta, terracotta, e soprattutto un artista che è in continua sperimentazione, quindi non si accontenta mai di ciò che ha fatto, di ciò che ha detto, ma che vuole sempre, diciamo così, puntare sempre più alto, cercare sempre nuove mete, nuove tappe per il suo viaggio artistico. Un artista che oggi lo vediamo con una proposta di opere di piccole dimensioni, ma che in realtà lui è abituato anche a lavorare su grandi opere, perché sono commissioni pubbliche, penso, per parchi, piazze, quindi oggi le opere che sono qui presenti sono opere dove si capisce che questo modellato, questo plasticismo che lui oggi offre, soprattutto è premio di una grande spiritualità che è tipica del popolo, dei popoli dell'Europa continentale. Voi avete un rapporto con la spiritualità, a mio avviso, molto più forte di quello che abbiamo noi, almeno io l'ho sempre letto così, anche conoscendo molte persone che arrivano dalla vostra terra. E questa spiritualità che lei ha voluto esprimere, la esprime soprattutto nella rappresentazione della Madonna. La Madonna, che è la prima vera grande mamma, direi io, la mamma di tutti noi, la Madonna col bambino, poi mi ha colpito molto, ma questo bambino che è nel grembo di Maria. E sapete che poi certe rappresentazioni non sono neanche più state, ad un certo punto della storia dell'arte, non sono più state rappresentate perché suscitavano scandalo. Lui invece si può finalmente ritornare a un'antica rappresentazione della Madonna col bambino, e non c'è niente di più bello di vedere Maria, che è come tutte noi, come tutte le mamme che sono qui presenti oggi. Una Madonna che esprime insieme alla donna, perché viene rappresentata anche la donna dal nostro scultore, e vengono appunto a rappresentare la creazione. Ecco che torniamo al concetto di creazione che ci porta a chiederci, a farci delle domande. Perché nasciamo?
Cosa facciamo qui su questa terra? Dove stiamo andando? Qual è il nostro destino? Sono domande a cui gli artisti cercano di dare una risposta. Ci sono stati molti artisti, pensate, Paul Gauguin addirittura ha intitolato un quadro, un'opera, chi siamo, dove andiamo, perché siamo, e questa è una risposta che resta sospesa però.